sotto guida per il Montelepre, designazione arbitrale il signor Francesco Pio Carlo Benvissuto della sezione di Enna, assistenti il primo Renato Celestino di Palermo e Francesco Biondolillo, anche lui della sezione di Palermo. Momenti di rito, poi comincerà questo atteso confronto in maglia tradizionale a strisce giallo-rosse il Montelepre, maglia verde invece la formazione dei padroni di casa dell'Aspra. Esordio stagionale per Castigliola, Giovanni Castigliola, ex CUS. Ricordiamo Francesco Pio Carlo Benvissuto della sezione di Enna. Ultime avvisaglie e poi si comincerà. In questo momento il signor Benvissuto ha dato inizio alla gara che si sta giocando qui al comunale di Bagheria. C'è un retropassaggio all'indirizzo di Bordignon che serve Drago, poi fischio di Benvissuto. Poi Monti tenterà la trasformazione dagli 11 metri. Attendiamo il fischio del signor Benvissuto. Fabrizio Monti è pronto al tentativo di trasformazione di questo calcio di rigore. Quindi siamo al 19esimo in corso. Monti risistema il pallone che non sta fermo sulla lunetta. Monti contro Bordignon, parte il 9 dell'Aspra, la botta, palla che colpisce la traversa e non entra, invece esce dal campo Gaio, quindi D'Agostino per Gaio al 22esimo. Quindi fuori Gaio, dentro D'Amico. Pensavamo al occhio qui a Vizzoso che entra in aria, la mette al centro, chiude la difesa, poi Drago prova la battuta, conclusione alta da parte di Drago, tutto questo al 22esimo. Buona l'iniziativa di Vizzosero, poi fatta, aggredito sempre da Virzì. Per il momento a nostro parere uno dei migliori in campo, il fallo su Virzì e poi c'è il gol da parte di D'Agostino che cambia le sorti della gara su questo pallone regalato da Bordignon. Ha fatto anche qui poca sufficienza e quindi la squadra di casa va in vantaggio con D'Agostino alla mezz'ora di gioco, quindi è 1-0. Infatti i possibili buchi che si possono creare dalla velocità degli avanti giallorossi. Lancio lungo di linea a cercare Pierce e Vizzoso, chiude di testa Tarantino, lotta con Pierce, Vizzosero, prova a servire in area Castigliola, e lui Giovanni Castigliola, battesimo migliore non poteva avere il 10 del Montelepre, che al 36esimo va a realizzare il punto del pareggio. Bravo Giovanni Castigliola a proporsi, bravo anche Vizzosero a servire. Adesso il risultato è di parità al 30. Corrao lotta, aggredito da più avversari, ancora Corrao si destreggia bene, poi serve Drago che allarga su Vizzosero, gioca bene il Montelepre, adesso si propone Lo Piccolo, lo rincorre Virzì, ancora Lo Piccolo, sterza, serve dietro Drago, giro palla perfetta, poi Vizzosero tra le linee, poi ottimo qui è calcio, qui amici sportivi, Lo Piccolo la mette al centro, Pierce prova la girata, buona da parte dell'argentino. 37esimo di sinistro Pierce per la formazione di guida. Nono di gioco della ripresa, sempre 1-1 al comunale di Bagheria. Partita piacevole, anche la ripresa è iniziata
con i toni abbastanza alti, poi il cross al centro da parte di Castigliola, chiude la difesa, poi c'è un batte e ribatti, sparacchia fuori Gastone, poi Drago, serve Corrao, ancora Vincenzo Corrao per Drago, bravo qui Drago, poi ancora Corrao, Molinini, prova la botta Molinini, conclusione pregevole da parte di Molinini al nono della ripresa, fallo laterale ai padroni di casa, ancora D'Agostino, c'è con Fruci che si propone, poi di esterno la mette al centro, bello questo pallone, Bordignon in tuffo, la fa sua, pericoloso qui l'Aspra con questa iniziativa di Fruci al minuto 14 e poi intervento su Vizzoso, lascia correre il direttore di gara, occhio a questa iniziativa ancora di Fruci, prova ad entrare in aria, chiude poi la difesa, poi Drago c'è il giallo per Vizzosero al 15esimo, quindi arriva il giallo per il 7 del Montelepre, punizione che batte Tarantino, palla arcuata, respinge la difesa, poi D'Agostino prova la botta dalla distanza, da fermo D'Agostino al 16esimo, prova una bella conclusione, anzi addirittura è in fallo di fondo, riparte l'Aspra, fa con Tarantino dopo Tripoli, avanza Tarantino, ruba palla a Rossomando, attenzione, poi allarga il gioco su Pierce, di petto, la mette giù, prova la botta, Pierce, palla al lato di pochissimo, ma c'ha ultimi assalti la squadra di Mineo, poi il rimbalzo che permette al Montelepre di ripartire con Rossomando, ancora Rossomando, Drago costretto un po' a rallentare ora la squadra di guida, cross di Pillitteri, attenzione Pierce è solo, prova la rovesciata e la palla in rete, incredibile gol di Pierce, una rovesciata fatale al 49esimo, incredibile quello che ha fatto qui Nacio Pierce, che realizza il 2-1 al 94esimo, un gol incredibile, il cross di Pillitteri, si inventa qualcosa di incredibile, Pierce, proverà la squadra fuori il pallone, poi Pierce, ancora solo contro tutti, ancora Pierce, rallenta, poi serve Rossomando, prova la squadra di Rossomando, parata in angolo di Randazzo, intervento prodigioso da parte di Randazzo su questa invenzione da parte di Rossomando a giro, leva il pallone dal possibile 3-1, calcio d'angolo, il secondo per il Montelepre, rimessa dal fondo per l'Aspra, partita incredibile, siamo già nel 6° minuto il recupero, a nostro parere siamo veramente oltre i minuti di recupero, che devono essere 5, ma sono diventati 6, pesi di testa, fallo laterale, e in questo momento il Montelepre si impone in maniera incredibile nel recupero, batte 2